Il Veneto si candida ad essere la regione più romantica d'Italia e lo fa mettendo sul cuore di San Valentino un gemellaggio tra 6 comuni del lago di Garda, Lazzise, Peschiera, Castelnuovo, Bardolino, Garda e Torri del Benaco e il mare appassionato di Jesolo. Dal 14 febbraio al 17 decine di eventi sulla costa veneziana e lungo la sponda gardesana per allungare ed allargare la stagione turistica in un asset complementare. È uno scippo a Verona? No, non è uno scippo a Verona, è una bellissima iniziativa dove invece sistemi turistici differenti dialogano tra loro, che è esattamente quello che la Regione Veneto sta cercando di proporre da parecchio tempo. Finalmente questo concetto è entrato ed è una bellissima iniziativa partita dal Garda, che aveva un po' più di esperienza legata giustamente a Romeo e Giulietta e quindi insomma al periodo di San Valentino, al momento dell'amore e ha ceduto, diciamo, questa iniziativa, questa idea anche ai colleghi di Jesolo che l'hanno fatta propria e quindi ora si parla di un progetto legato al romanticismo che lega il sistema del Garda a quello della costa Veneto. Ovvio che sarebbe bello per noi, stiamo già pensando nei prossimi anni, di collegare questo filo rosso legato all'amore in tutta la regione Veneto, quindi magari coinvolgendo le città d'arte, le colline, le nostre colline. Stiamo valutando, naturalmente l'assessore Caner ci ha dato spunto di proseguire in questo ambito, visto che la regione Veneto ci ha anche patrocinato e dunque siamo nella buona strada. Simpatico vedere anche le mascotte del Gardaland, che ringraziamo perché anche noi a Jesolo abbiamo Sea Life che collabora con Gardaland, dunque una sinergia anche come attività commerciali e dunque un trend che va in quella direzione. La speranza è di presentare sia il mare che il lago ad un turismo diverso, magari più di ricerca per andare a trovare anche luoghi particolari senza l'affanno del parcheggio, l'afflusso enorme di persone.